A tutti voi buona giornata, ben trovati a questo appuntamento con l'informazione di Telefriuli che apriamo parlando del prezzo del latte. Da tempo il mondo della filiera lattiero-casearia chiede un riconoscimento economico adeguato relativamente appunto al latte. Giovedì l'assessore regionale Stefano Zannier li incontrerà. Una richiesta, quella del riconoscimento economico adeguato, che si è fatta ancora più pressante a fronte dell'aumento del costo dell'energia e del carburante. Nell'aria un aiuto da parte del governo, ci ha detto l'assessore Zannier. Sentiamo. Noi giovedì 5 abbiamo un incontro con tutta la filiera, dalla distribuzione fino al mondo allevatoriale, perché gli interventi diretti in questa materia non sono di competenza dell'amministrazione regionale, quindi noi sui costi non possiamo intervenire. Attendiamo un provvedimento statale che abbiamo sentito nell'aria essere addirittura di arrivo, però fino a che quello non arriva dobbiamo fare quell'opera di sensibilizzazione, perché c'è necessità di una ridistribuzione sostanzialmente dei valori all'interno della filiera, per un motivo molto semplice. Il primo soggetto che determina la sua soccombenza rispetto a questa crisi è il mondo dell'allevamento. Se l'allevamento va in soccombenza, semplicemente chiude e quella stalla non si riapre più. Dopodiché è ben bello parlare di DOP, di prodotti fatti con il latte regionale, ma se le nostre stalle chiudono non avremo più nulla da trasformare e da produrre. Per cui ci sarà necessità di un lavoro da parte di tutti dove ognuno si fa carico di una quota di questa problematica enorme, che sappiamo che non sarà gestibile solo con le nostre forze, serviranno altri interventi, per riuscire perlomeno a dare quella boccata di ossigeno e sperare che questo periodo sia il più breve possibile. Nessun allarme classi pollaio in Friuli Venezia Giulia, dove semmai il problema è quello contrario. In alcuni comuni minori ci sono così pochi bambini che si va in difficoltà quando si tratta di formare le classi. Lo ha detto l'assessore regionale all'istruzione Alessia Rosoleni, intervenendo in Consiglio regionale sull'impegno dell'amministrazione Fedriga sul fronte della scuola, anche in relazione all'accoglienza nel sistema di bambini e ragazzi ucraini. Un grande impegno della Regione anche a livello economico, soprattutto a livello economico, per aiutare l'ufficio scolastico nell'accoglienza dei profughi dell'Ucraina. Su tutto il sistema della scuola e non solo ed esclusivamente sul tema dell'accoglienza dei profughi ucraini, e quindi su tutti gli interventi che oggi sono stati elencati, l'intervento della Regione è importante e ha consentito di completare tutte quelle che erano iniziative che altrimenti con i fondi provenienti solo dal Ministero non si sarebbero potute tenere. In particolare sicuramente per quanto riguarda i bambini, i ragazzi che arrivano dalla guerra in Ucraina, l'intervento è stato puntuale rispetto all'inserimento dei mediatori culturali, al rinnovo del bando e quindi all'apertura alle scuole di ulteriori 300.000 euro che saranno sicuramente incrementati ulteriormente per tutte le necessità legate all'inserimento dei bambini. Si lavora anche in prospettiva che la guerra purtroppo possa continuare già in previsione anche dell'anno scolastico. È un tema sicuramente di continuità didattica, di diritto allo studio che chiunque arriva sul nostro territorio ha come dovere fondamentale. Il calcolo ovviamente viene fatto sulla formazione delle classi e sulle scelte che però dipendono ovviamente dalle famiglie rispetto alla collocazione e alla residenza. C'è stato un passaggio anche della Beltrame sulle classi pollaio, cioè in Friuli Venezia Giulia non ci sono più perché è calato il numero degli studenti? In Friuli Venezia Giulia c'è un numero, credo che sta su 2 mani rispetto a classi numerose e non a classi cosiddette pollaio. In Friuli Venezia Giulia c'è un'emergenza grandissima invece, soprattutto in alcuni comuni minori, rispetto alla formazione delle classi e quindi alla continuità didattica.
Una scossa di terremoto di magnitudo 2,7 è stata registrata alle 10:33 di oggi in Friuli, con epicentro vicino a Preone. Secondo i primi dati diffusi dalla Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia, la scossa si è verificata a circa 12 km di profondità. Il sisma è stato avvertito nell'area circostante l'epicentro. Forse saremo i soli ad invocare la condanna per Mehran. Lo scrivono i legali di parte civile all'approssimarsi del 6 maggio, quando arriverà il verdetto sull'imputabilità di Augusto Mehran, il cittadino dominicano che il 4 ottobre del 2019 uccise i poliziotti Pierluigi Rotta e Matteo De Menego in questura a Trieste. Mai, come in questo caso, scrivono, in una corte d'assise anche e soprattutto i giudici popolari sono chiamati a un difficile compito nel risolvere il dilemma tra ciò che la legge può prevedere e ciò che un senso di giustizia dovrebbe imporre. Ecco perché nella ricerca di quel senso di giustizia in aula probabilmente saremo noi e noi soli, avvocati di parte civile, a invocare la condanna di Mehran per il duplice omicidio. Lo dobbiamo, scrivono in una nota gli avvocati Walter Biscotti, Ilaria Pignattini, Rachele Nicolin, Cristina Birolla e Roberto Mantello, alle famiglie di Matteo e Pierluigi e alle migliaia di famiglie che si sono trovate nella stessa condizione, aver sacrificato i propri figli per rendere migliore il nostro paese. I legali fanno riferimento alla perizia del consulente della Corte e del PM, secondo la quale l'imputato Mehran non era capace di volere al momento del fatto. Ciò porterebbe di fatto, concludono gli avvocati, ad un non luogo a procedere che consentirebbe a Mehran di evitare la condanna. Presidio unitario delle sigle sindacali questa mattina davanti alla prefettura di Pordenone. Le parti sociali chiedono che nella legge delega sui contratti pubblici venga inserita l'obbligatorietà della clausola sociale che garantirebbe ai lavoratori di mantenere il posto anche dopo la fine dell'appalto. Coinvolte in regione migliaia di persone che operano in mense, ospedali e case di riposo. Mobilitazione nazionale per i lavoratori che operano negli appalti pubblici e privati. Oggi le sigle sindacali hanno fatto sentire la loro voce. A Pordenone è stato organizzato un presidio di fronte alla prefettura con seguente incontro dei delegati di CGIL, CISL e UIL con il prefetto Domenico Lione. Il tema è quello di rendere obbligatoria nella legge delega sui contratti pubblici la clausola sociale. Se diventa obbligatoria significa che il personale che esce da un'impresa, che perde l'appalto, deve essere obbligatoriamente assunto nell'azienda che subentra nell'appalto. Questi lavoratori e queste lavoratrici, ripeto soprattutto, vedrebbero a rischio il proprio posto di lavoro ogni qualvolta vi è la scadenza dell'appalto. Coinvolti migliaia di lavoratori in Friuli Venezia Giulia che operano nelle mense, nelle pulizie, nelle sanificazioni degli ospedali e delle case di riposo e nel settore della vigilanza. Io lavoro nelle pulizie di un ospedale, naturalmente in appalto, e sono fortemente preoccupata perché il nostro è un lavoro già di poche ore, pagate molto poco, e questo vorrebbe dire anche introdurre la precarietà nel nostro lavoro che fino adesso almeno era garantito. I sindacati uniti si sono già mossi con i ministri competenti e i rappresentanti politici del territorio. La CGIL regionale ha scritto per allertare sulla questione a tutte le deputate e i deputati, senatori e senatrici eletti nelle circoscrizioni del Friuli Venezia Giulia ed anche al presidente della regione Federica. Riparte dopo 2 anni di stop per il Covid l'attività dell'Associazione Musicale e Culturale Primavera di Rivignano, che ha presentato in regione il programma della rassegna Musicando. Previsti concerti riservati alle scuole e una data anche nella casa di riposo comunale. Un'iniziativa importante perché riguarda un'intera comunità, dai bambini agli anziani, e quindi un avvicinamento a un linguaggio universale che è quello della musica, che è un linguaggio essenzialmente di pace. E quindi in questo momento il Consiglio regionale sostiene questo straordinario movimento che è quello delle bande, in questo caso l'Associazione Culturale e Musicale Primavera di Rivignano, perché con questa iniziativa riparte, c'è una nuova prospettiva, che è la prospettiva che attraverso la musica aumenti la cultura della nostra comunità, ma anche la capacità di ascolto.
Siamo ripartiti direi alla grande con il Musicando, questo percorso tra musica, didattica, arte, cultura, un percorso a 360 gradi dove faremo delle attività presso la biblioteca, all'interno dell'istituto comprensivo con dei concerti specifici per ogni scuola primaria e ci sarà una serata culturale in riferimento ai flauti, agli aspetti etnici e antichi del flauto e concluderemo con domenica 15 maggio presso la Villa Badoglio con il concerto I Traversieri. Ritorna l'appuntamento con la Gran Fondo per Haiti, in programma il 15 maggio con un percorso ad anello di 154 km attorno a Cividale del Friuli. La gara e le attività collaterali sono state presentate a San Pietro al Natisone. Quest'anno, a differenza degli anni, siamo tornati all'origine. Abbiamo preso i ciclisti, quelli più giovani, i ciclisti, quelli agonisti, i ciclisti, quelli più attempati, oppure quelli che di ciclismo non lo vogliono fare così, come passa il tempo. Cioè fermarsi, fotografare, godere del territorio, dei panorami, dell'occasione. L'idea è trasmettere i nostri messaggi, culturare il Friuli che diventi sempre più propositivo nel mondo dello sport turistico e soprattutto avere il piacere di farsi conoscere e di trasmettere la nostra friulanità. E poi, chiaro, noi lo facciamo perché rimanga qualcosa per le nostre bambine ad Haiti, che con piacere quest'anno abbiamo costruito la casa. Abbiamo fatto una cosa enorme, grandissima. Mai avrei pensato di investire 300.000 euro in pochi anni. Abbiamo aperto questa edizione del nostro telegiornale parlando del latte, chiudiamo parlando di una nuova società consortile, naturalmente da Latte Friulano, che è stata presentata questa mattina nella Casa della Contadinanza in Castello a Udine. Salvaguardare la produzione del latte e delle stalle in condizioni di qualità, benessere animale e sostenibilità, divenendo interprete economico a sostegno del settore lattiero-caseario della regione, rafforzando la competitività delle imprese e valorizzando l'offerta su tutto il territorio. Questi gli obiettivi della società consortile naturalmente da Latte Friulano, alla quale hanno aderito 13 aziende, 8 dell'Udinese, 5 del Pordenonese, che di fatto complessivamente lavorano il 20% del latte prodotto in Friuli, Venezia, Giulia. La nuova realtà, che già produce prodotti freschi, freschissimi, ma anche formaggi stagionati, è stata presentata, come detto, questa mattina a Udine. Noi ci fermiamo qui, tra pochissimo, sempre in diretta, l'appuntamento con A Voi la Linea.